Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Magic Dials of 2013. Ci ritroviamo all'interno di una nuova partita in multiplayer perché questo multiplayer mi sta piacendo moltissimo. Vediamo un po' di dare una bella legnata a questo altro ragazzone che è entrato all'interno della nuova partita. Allora, peschiamo una nuova mano perché come potete vedere non abbiamo molte possibilità di evocazione. Bene, già due montagne possono essere sufficienti per mantenere la nostra mano. Bene, ecco, già iniziamo male. Che cosa è successo? Che ha fatto? Ah, praticamente abbiamo capito che il nostro avversario contiene una mano decisamente acquatica, perché potete vedere che il suo mazzo appartiene al simbolo dell'acqua. Comunque guardate che figa questa musichetta che c'è sotto, la musichetta di Edward Van Helgen in persona, ragazzi. Fighissima. Comunque continuiamo con la nostra partita. Vediamo un po'. Allora, il nostro avversario ha evocato due belle Monkey Island. Restiamo in tema. E adesso ne è un'altra bella montagnetta per evocare finalmente una delle carte che possono dare fastidio sicuramente al nostro avversario, ovvero il nostro incendiapire, ragazzi. L'incendiapire che vi ricordo che può attaccare immediatamente. Quindi attacchiamo immediatamente. Timer fermato. Probabilmente evocherà qualcosa. A quanto pare no. Quindi possiamo attaccare il nostro amico che ha scelto un personaggio abbastanza simile agli umani, però il nostro Sebulba gli darà lo stesso una bella lezione. Ecco il primo artiglio che arriva direttamente su quella bella faccina da stronzetto. Intanto analizziamo le nostre carte. La lancia infuocato ormai la conoscete, infligge 3 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio. L'onda di fiamme abbastanza potente, infligge 4 danni a un giocatore bersaglio e a ogni creatura che controlla, quindi praticamente una carta potentissima. E in seguito la carta che abbiamo pescato adesso, ovvero la Fenice di Chandra, che dispone dell'abilità rapidità e ovviamente dell'abilità volare, una carta che abbiamo sbloccato all'interno della campagna single player che può essere utilissima. Ecco una carta dell'avversario che arriva direttamente sul campo di battaglia e vediamo un po' che cosa farà. Fammi dare un'occhiata. Allora, praticamente sarà qualche sorta di buco trappola, parlando per quanto riguarda Yu-Gi-Oh! Neutralizza una magia bersaglio ed ecco che il nostro mostro è stato fatto fuori. Però adesso lo puniremo al nostro avversario con una bella carta bersaglio che andrà a distruggere direttamente un punto dei suoi life points. Benissimo, continuiamo con il nostro guerriero elementale a disturbare il nostro avversario prima che evochi davvero un mostro di tutto rispetto. Ed ecco una prima carta, un mostro di 2 attacco e difesa, una musa, vediamo un po', una musa onirigena. All'inizio del mantenimento di ogni giocatore, quel giocatore mette nel proprio cimitero le prime X, a quanto pare starà per numero romano, 10 carte del proprio grimorio, dove X è il numero di carte nel... Ah, ok, il numero di carte nella sua mano. Benissimo, questa è una carta pericolosa, ragazzi, una carta da eliminare, quindi utilizziamo la nostra lancia infuocata per infliggere 3 punti di danno al nostro giocatore. Ecco qui, adesso se ne andrà al cimitero bella e tranquilla e adesso noi possiamo continuare il nostro attacco con il piccolo lanciatore di fiamme elementale. Il mondo torcia, ragazzi, è una carta abbastanza importante perché sacrificandola praticamente distruggiamo un artefatto bersaglio ed è importante soprattutto per difendere le altre carte che ritroviamo all'interno del campo di battaglia. Vediamo un po' che cosa farà questo fighetto qui con il simbolo bianco sulla testa. Sembra l'occhio della Sfinge di Yu-Gi-Oh! Comunque, vediamo un po', ecco un'altra carta montagna, proprio quello che faceva al caso nostro. Dobbiamo effettuare attacchi rapidi e veloci. Io direi di evocare l'immondo torcia, ragazzi, perché può essere l'ultima spiaggia per salvaguardare i nostri interessi. Ma io direi di andare all'attacco immediatamente con il nostro incendiapire nuovamente. Intanto ritroviamo un bell'arcipelago davanti al nostro avversario. Vediamo che cosa ha evocato, diamo un'occhiatina. Adesso sta scegliendo ancora la carta, blocchiamo il timer, vediamo. Tappa una creatura a bersaglio, quella creatura non stappa durante il prossimo step del suo controllore, pesca una carta. Praticamente la nostra carta viene congelata e viene bloccata, quindi l'attacco viene fermato. Ricordo, ragazzi, che queste carte non sono disponibili all'interno del mazzo normale, come gelo invalidante, eccetera. E per questo, come possiamo dire... queste carte sono state sbloccate direttamente dal suo avversario. Allora, vediamo un po'. Diamo un'occhiata alla nostra carta. Dispone della rapidità, tappa e mantieni. Questa creatura non stappa durante il prossimo step del suo controllore. Praticamente non è in grado di bloccare. Ok, tocca nuovamente al nostro avversario. Ha evocato qualcosa. Medaglione di zaffiro. Le magie blu che lanci costano 1 in meno. Questo può essere un problema. E per questo noi evochiamo un'altra carta montagna. Sacrifichiamo l'immondo di torcia per eliminare direttamente questa carta. Vi direte, ma sei pazzo? È una carta davvero pericolosa, ragazzi, che può salvaguardare gli interessi dell'avversario. Allora, ecco un'altra carta che praticamente l'abbiamo già vista. Gelo invalidante, tappa una creatura bersaglio, praticamente l'ha riutilizzata sul nostro avversario, quindi non è in grado di far nulla questo piccolo ragazzone che abbiamo davanti. E adesso vediamo un po' che cosa farà. Ecco il primo mostro, cancelliera delle guglie, 5-7. Questo può essere un problema, diamo un'occhiata all'effetto.
Allora, puoi rivelare questa carta dalla tua mano iniziale. Se lo fai all'inizio del primo mantenimento, ogni avversario mette nel proprio cimitero le prime 7 carte. Volare. Quando la cancelliera delle guglie entra nel campo di battaglia, puoi lanciare una carta istantanea o stregoneria bersaglio dal tuo cimitero di un avversario senza pagare il suo costo. Vediamo che cosa ha scelto. Ha scelto il segno di Chandra, che infligge praticamente abbastanza danni da distruggere tutto quello che abbiamo sul campo di battaglia. Questo può essere un problema, ragazzi, dobbiamo accumulare tantissimo mana per distruggere il nostro avversario. Allora possiamo evocare, allora quante carte abbiamo? Ne abbiamo 5, evocando 2 lance infuocate arriveremo a 6 punti di danno per distruggere questo stronzone. Speriamo che non... Ah, maledizione. Dispone di 7 punti di costituzione, non ce la faremo lo stesso. Ci serviva una carta, vediamo un po'. Aspettate, se una magia istantanea o stregoneria rossa ai controlli sta per infliggere danno, infligge il doppio di quel danno. Il servitore del fuoco può essere fondamentale. Allora, magari avessi pescato un'altra carta, dannazione. Allora, vediamo cosa fare, ragazzi, vediamo un po'. Evochiamo, allora, il nostro servitore del fuoco. Non ce lo facciamo distruggere, così al prossimo turno pescheremo un'altra carta montagna, almeno si spera, per cercare di distruggere questo stronzone. Allora, vediamo un po' se la nostra tattica funziona. L'incontro si sta mettendo male, anche se all'inizio era incominciato bene. Vediamo di subire questi 5 punti di attacco. Vediamo un po', possiamo distruggerlo solo con le magie perché a quanto pare non abbiamo mostri in grado di distruggerle, a quanto pare così il nostro avversario stupido da non attaccare. Evochiamo il medaglione di Rubino per spendere delle magie in meno. Vediamo un po', benissimo, adesso non attiverà nulla. Possiamo attaccare, ma io direi, ragazzi, che non è una buona idea perché il nostro avversario ce le può dare di santa ragione, quindi lasciamo perdere. Il nostro medaglione, come potete ben vedere, utilizzerà il suo effetto per far costare meno le nostre magie. Speriamo che non ha pescato niente, molto ma molto bene, tutto va secondo i piani. Evochiamo un'altra montagna, ragazzi, attacchiamo con una bella lancia infuocata il nostro avversario, creatura, eccola qui. Infliggiamo danno abbastanza da rompere le scatole, probabilmente avrà qualcosa, vediamo un po', oppure avrà cliccato solo timer fermato per una inutile ragione, vediamo un po'. A quanto pare no, ci voleva solo fare spaventare. Un'altra lancia infuocata, ragazzi, per distruggere definitivamente questo stronzone. Timer fermato nuovamente. Vediamo che cosa sta facendo. Vediamo che cosa ha fatto. Non so che cos'è questa carta. Frattura. Frattura. Vediamo. Qua. Andiamo. Neutralizza una magia bersaglio, il suo controllore pesca una carta. Bene, abbiamo pescato un'altra carta che ci può essere utile. Però per adesso utilizzeremo il nostro, vediamo un po', il nostro elementale del fuoco per distruggere il nostro avversario. Diamo un'occhiata, perché lo evocheremo in posizione di attacco in modo tale da dare un po' di fastidio all'avversario, perché adesso noi siamo in grado di attaccare, quindi lui non si potrà difendere a meno che non vuole perdere il mostro. Quindi vediamo. Ok, attacchiamo, vediamo cosa è in grado di fare. Timer fermato, non mi dite che avrà una carta magia. Vediamo che fa. Potenziamento, fai tornare un permanente non terra in mano al proprietario. Dannazione, i nostri piani non sono andati come speravamo. Maledizione. Mi sa, ragazzi, che siamo fritti e rifritti, non ci è andata bene la mossa. Dannazione, dobbiamo pescare un'altra carta che ci faccia vincere. Magari qualche cosa che distrugga questo stronzo davanti a noi. Vediamo un po', un altro mostro. Il fantasma di Jake prende più 4 fin tanto che un avversario ha 10 o più carte nel suo cimitero. Dannazione, si mette male la cosa, ragazzi. Si mette malissimo. Vediamo un po'. Un attacco direttamente ai nostri life points. Vediamo un po' che cosa peschiamo. Un'altra carta montagna. Questa non ci aiuta neanche, ragazzi. Possiamo prendere la nostra fenice in mano oppure attivare l'onda di fiamme che infligge 4 danni a un giocatore bersaglio e a ogni creatura che controlla. Possiamo riservarcela per dopo perché a quanto pare non servirà a niente. Quindi, anzi no, ragazzi, vediamo un po' se possiamo evocare il servitore del fuoco, perché il servitore del fuoco praticamente permette alla nostra carta di infliggere il doppio, quindi dobbiamo resistere ancora un altro turno. Vediamo un po', possiamo attaccare con questo mostro per far stoppare al nostro avversario in modo tale da evitare una qualsiasi, come possiamo dire, un attacco successivo. Quindi vediamo che cosa farà adesso. Ci blocca molto bene, quindi i mostri verranno distrutti entrambi perché il suo arriverà a 0. Vediamo un po'. 5 e 5, molto bene. Ciao ciao. Perfetto. Allora, probabilmente se tutto va secondo... No, che cos'è? Se un avversario ha passato in rassegna il suo grimorio in questo turno, lanciamo una carta all'interno del cimitero. Ho indovinato? Metto al suo cimitero le prime 3... Ehi, ma ci sta finendo il mazzo, ragazzi. 13 di qua, 10 di là. E... Che? C'è finito il mazzo, praticamente. Preghiamo che finisca il turno adesso e che non evochi niente. Vediamo.
Incrociamo le dita. Om. 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 Dai. Dannazione, che cos'è? Vuoi far entrare la controfigura? No. Nel campo di battaglia come una copia di qualsiasi carta creatura in un cimitero. No, ragazzi, speriamo che non prenda una creatura abbastanza potente. Diamo un'occhiata ancora che scegliere. Avversario molto intrigante questa volta, ragazzi. Molto intrigante. Bella partita. Mi piacciono queste partite intriganti dove non si vince facilmente. Allora, diamo un'occhiata. Avanti, che sta finendo il turno. Dai, 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 dai. Speriamo che si annulla l'effetto nel momento in cui finisce. Praticamente sta scegliendo con molta calma. Ecco che è finito il turno. Non mi dite che ha perso l'effetto? Che stupido. Mamma mia, non ha avuto neanche il tempo. Adesso attaccherà, ci dobbiamo beccare 5 punti di danno perché io non mi difendo da questo stronzo. E attiveremo l'onda delle fiamme. Vediamo un po', non blocchiamo niente. 5 punti di danno. Dannazione. Vediamo un po' cosa fare. Evochiamo un'altra carta montagna. Ecco l'onda delle fiamme, ragazzi. Vediamo un po' se funziona. Sì, è una Fenice di Chandra in posizione di attacco, appena adesso evocata. Molto ma molto bene, perché è finito è finito l'effetto di quella maledetta carta. Attacchiamo i life points avversari. 6 punti di danno, ragazzi. 6. No, che è successo? Di nuovo in mano ci ritorna. Ah, maledizione. Vediamo, 6 punti di danno. Adesso finirà la partita. Vediamo un po'. Anzi no, finirà, cioè infliggeremo 6 punti di danno, scusate. Allora, speriamo che non abbia un'altra carta nel cassetto. Questo avversario è forte, ragazzi. Non è un avversario che si trova in qualunque posto. È forte, ragazzi, perché detiene tante carte che possono bloccare ogni attacco e sono fondamentali. Allora, vediamo un po'. La Fenice di Magma. Possiamo pescare un'altra carta, oppure evocare un'altra bella montagna, evocare il nostro servitore del fuoco in posizione di attacco, e magari possiamo evocare anche la nostra Fenice, perché abbiamo abbastanza carte per farlo. Bene. Allora, vediamo un po'. Possiamo attaccare direttamente con un solo mostro e ridurre l'attacco e i punti di vita del nostro avversario a 4 punti. Bene. Allora, vediamo un po'. 20 carte, ragazzi. Non sono sicuro che se finiamo le carte perdiamo la partita, però meglio non rischiare. Allora, vediamo. Un'altra isola. Che cos'è? No, 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 questa qui. Ogni giocatore pesca X carte. Oh, mille grazie, amico mio. Sei stato gentilissimo. Vediamo un po', 3 carte in mano. L'uno. Vediamo un po' cosa farà. Preghiamo un po' per vedere se non evoca nulla. Mi piacciono queste partite di Magic, ragazzi, molto intriganti. Vediamo un po' che cos'era questa carta. Oddio, che cos'è tutto questo macello che ha evocato. Vediamo. Oh, di nuovo quello stronzo. Merda. Ragazzi, dobbiamo farcela. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Oh, abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto, a meno che non abbia qualche carta stronzona che ci faccia perdere la nostra battaglia. Allora, vediamo. Questa carta prende 4 e 4 per le 10 carte nel cimitero. Questa, all'inizio del mantenimento di ogni giocatore, quel giocatore mette nel proprio cimitero le prime X carte del proprio grimorio, dove è il numero delle carte della sua mano. Possiamo evocare la lancia infuocata per infliggere danno al giocatore in modo tale da raddoppiare l'effetto, e speriamo che non abbia niente. Abbiamo vinto, ragazzi! Con un'abile mossa abbiamo sconfitto un avversario del tutto potente, e quindi abbiamo guadagnato numerosi punti in classifica, e abbiamo reso anche il nostro Sepulba, l'abbiamo portato al massimo. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti, ragazzi!